Bentrovati, buongiorno, buon sabato telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto, numerosissimi collegamenti con tutto il territorio, ma non possiamo non partire dal sisma che si è registrato in Marocco, dove sono oltre 600 i morti fino a questo momento. Un sisma di magnitudo 7.0 nella zona di Marrakech che si è registrato per l'appunto ieri sera alle 23:11. L'epicentro quindi è stato localizzato nel centro del paese a 72 km a sud-ovest appunto da Marrakech. La premier Meloni ha detto che l'Italia è pronta a dare il proprio sostegno. Tajani dalla Farnesina dice che al momento non ci sono notizie di italiani feriti. Nel paese si trovano circa 200 connazionali. La situazione è in continua evoluzione, queste sono le immagini che arrivano dalla TV marocchina, vedete immagini di assoluta devastazione. Tra l'altro su questo c'è il monitoraggio continuo anche della regione del Veneto, perché bisogna capire se ci sono anche dei veneti in zona che appunto resta una delle più turistiche del Marocco, del Maghreb più in generale. Ci sono le parole del presidente della regione del Veneto Luca Zaia: esprimo la mia vicinanza al Marocco per il terribile terremoto che ha seminato morte e distruzione. La Farnesina con l'ambasciata d'Italia in Marocco, il consolato generale d'Italia a Casablanca monitorano la situazione, sono in contatto con le autorità locali per fornire tutti gli elementi e gli aiuti possibili. In attesa di ulteriori sviluppi, dice Zaia, rivolgiamo una preghiera alle persone coinvolte da questa tragedia e alle loro famiglie. Quindi vi ripeto, 200 italiani si troverebbero in zona. La Farnesina dice che non ci sarebbero feriti o morti tra i connazionali, ma lo vedete, la situazione è in continua evoluzione. Anche noi come redazione stiamo capendo se ci sono appunto dei veneti in qualche modo coinvolti da questa immane tragedia. Ovviamente vi aggiorneremo nel corso di tutta questa prima edizione, ma veniamo alla cronaca dal territorio. Un incidente questa mattina in tangenziale a Mestre con un ferito lieve, una persona rimasta per l'appunto lievemente ferita in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea, lo vedete sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Venezia all'altezza degli svincoli di Mira Oriago. Il mezzo con destinazione Venezia Aeroporto, che viaggiava con una quindicina di passeggeri a bordo, è sbandato in maniera autonoma finendo fuori controllo contro le barriere di sicurezza, le quali hanno assolto al loro compito mantenendo in carreggiata il mezzo. Le cause di quanto accaduto sono al vaglio della Polizia Stradale di Venezia. Subito scattati i soccorsi sul luogo dell'incidente, insieme alla Polstrada sono intervenuti gli ausiliari della viabilità di concessione autostradali venete, coordinati dal centro operativo di Mestre, che hanno poi richiesto l'intervento di un'ambulanza del SUEM per il ferito lieve a bordo dell'autobus. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e l'apertura dei portelloni della stiva bagagli rimasti bloccati, un bus sostitutivo per il trasbordo dei passeggeri e il soccorso stradale pesante per la rimozione del mezzo. Quindi è andata bene, lo possiamo assolutamente dire. Tra l'altro oggi ci occuperemo in particolar modo di sicurezza stradale, perché questa mattina a Cessalto c'è stata una cerimonia molto attesa e molto partecipata, molto commossa, dedicata alle vittime della strada, e questo a ridosso del tratto maledetto della 4. Ma fra qualche minuto avremo il racconto di Lina Paronetto, che si trova sul posto con Alberto Pivetta. Ma per l'appunto la cronaca, vi dicevo, ci sono tantissimi fatti, e io tornerei sulla razzia, sul raid ladresco che si è registrato nel Trevigiano a Follina.
Prima la sorpresa, poi lo shock, scoprire improvvisamente che qualcuno è entrato di notte nella propria abitazione, lasciando le tracce inequivocabili della razzia. Già difficile da accettare per chiunque, figuriamoci per 3 anziani, un uomo e 2 donne tra i 70 e gli 80 anni, 3 abitazioni diverse nella stessa zona, la frazione di Farrò a Follina, dove nella notte la medesima banda in poco tempo ha compiuto 3 razzie fotocopia. Il foro praticato sugli infissi, poi il raid nelle abitazioni, mentre gli inquilini dormivano. Piccole somme di denaro trovate nei portafogli e in un contenitore, poi la fuga indisturbati, finché stamattina i pensionati si sono accorti del raid. Nello spavento, l'unica consolazione è che fortunatamente non si siano accorti di quanto stava accadendo e non abbiano sorpreso i malviventi in azione, con le conseguenze anche gravi che tante volte la cronaca recentemente ha raccontato. Ora i carabinieri stanno indagando per risalire la banda, che probabilmente stava monitorando da tempo la zona dove colpire. Vi dicevo, la cerimonia di questa mattina a Cessalto dedicata alle vittime della strada, questo a ridosso del tratto maledetto, ma la vedo pronta, ci racconta tutto, ci racconta questa mattinata di commozione, di dolore, ma anche di rabbia. Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Sì, buongiorno, siamo a Cessalto, a ridosso dell'autostrada A4 che vediamo qui dal piazzale di questa azienda che ospita la messa, la celebrazione per le vittime della strada. Dietro a noi chiedo ad Alberto Pivetta se può girare l'obiettivo. Molti familiari purtroppo di vittime della strada, persone che hanno patito sulla loro pelle questa drammatica tragedia. Siamo col sindaco Emanuele Crosato, con Don Mauro, parroco davvero coraggioso sul fronte della sicurezza stradale che vediamo spesso sui nostri schermi, e la signora Diana Corò, che è mamma purtroppo di una vittima della strada, la giovanissima Samantha, morta a 16 anni appunto sulla strada soltanto l'anno scorso, quindi una tragedia purtroppo ancora drammaticamente recente, e faremo 2 parole tra pochissimo. Parto dal sindaco Crosato. Sindaco, voi continuate questa battaglia, ci sono altri amministratori qui perché è importante, lo abbiamo sempre detto, tenere alta l'attenzione su questo tema. Siamo a ridosso di un'arteria, poi la A4, che purtroppo conta vittime periodicamente, ma ci sono anche quelle sulle strade provinciali, comunali, c'è ancora da fare. Sì, assolutamente. Ringrazio Don Mauro e tutta la parrocchia per organizzare questo evento, per stare vicino alle famiglie, ma soprattutto sensibilizzare i più giovani e i non più giovani all'attenzione che devono avere alla guida. Quando guidano hanno un'arma e devono utilizzarla bene, bisogna non essere distratti. Molte volte quando rivediamo gli incidenti, soprattutto in autostrada, vediamo che è fortemente la distrazione, non si capisce perché quel veicolo non ha fermato. Anche giovedì c'è stato un incidente importante che ha bloccato completamente il paese, pertanto serve grandissima attenzione. Non so neanche se le infrastrutture, per quanto importanti e per quanto necessarie e stanno arrivando, siano da sole ottimali per risolvere definitivamente questo problema. Serve l'aiuto di tutto e ringrazio ancora la parrocchia per questo evento. Don Mauro, lei è riuscito a portare qui molte persone, continua a riuscire ad attirare l'attenzione su questo tema che le è molto caro. Cosa succederà oggi? Spieghiamo. Oggi ci sarà qualcosa di nuovo rispetto allo scorso anno, è con la memoria dei nomi. Metteremo questi biglietti nell'urna perché Cessalto è all'uscita dell'autostrada, del casello, e quindi le persone, qui ci sono persone anche da altri paesi, anche da Oderzo, possono venire qui, entrare in chiesa e fare una preghiera davanti ai nomi dei propri figli, dei propri amici. Ecco, che ci sia la continuità, quindi per me questo non è un giorno, è ogni anno, ogni mese, ogni giorno ricordare le famiglie, le vittime della strada, anche i sopravvissuti, molto spesso con conseguenze drammatiche, e incidenti sul lavoro. Anche gli autisti lavorano, e quanti autisti non sappiamo da dove sono e hanno perso la vita. Qui passa tutta Europa in questo tratto della 4, quindi ecco questa continuità, uscire dal casello anche per una preghiera, una supplica. Come mi ha detto Iso Radio l'anno scorso, ognuno deve combattere con le sue armi, e io come sacerdote devo proporre le armi della preghiera e la forza ora che viene dal cielo, delle persone che abbiamo amato. Possiamo percepire l'amore, ecco, che viene proprio da Dio.
E anche la forza della condivisione, ci ha detto più volte, di non lasciare da sole le persone che hanno vissuto questo dramma. Ecco, per me oggi sono le persone che, ecco, la loro amicizia, la loro solidarietà che li raduna, quindi appunto non isoliamoci e soprattutto raccogliamo un po' anche il dolore, a volte anche una mano sulla spalla, ma a volte la semplice presenza senza dire nulla, appunto non sentiamoci soli, perché già abbiamo perso un figlio e già viviamo un vuoto. È incolmabile il vuoto, almeno tra di noi, con chi rimane, stringerci vicino. Grazie Don Mauro. Allora ci spostiamo dalla signora Diana. Chiedo scusa Don Mauro che passo davanti. Diana Corò, mamma di Samantha. Ci vuole tanta forza anche a essere qui, Diana. Sì, non è certo da me questo, ma lo faccio semplicemente perché per dare un esempio, per far vedere purtroppo che ci vuole tanta forza, perché bisogna andare avanti, perché la vita continua, ma non è assolutamente facile, perché ogni giorno e ogni cosa ricorda lei naturalmente. È dura, ma bisogna andare avanti e, come diceva Don Mauro, con l'aiuto di tutti, perché purtroppo tante mamme prima di me hanno sofferto la stessa cosa, hanno patito lo stesso tremendo dolore e tutti assieme cerchiamo di andare avanti e farcela. Samantha Renon, 16 anni, caduta dalla moto. Che ragazza era Samantha, signora? Era una ragazza eccezionale perché era bravissima a scuola, aveva già preso una borsa di studio e la seconda l'abbiamo ritirata noi a nome suo. E era vivace, solare, amava tantissimo la sua moto ed è giusto che lei l'abbia avuta. Purtroppo è successa questa tragica fatalità perché è stato, secondo me, il destino, perché trovarsi lì in quel momento è accaduto quello che è accaduto. E lei era il nostro mondo, perché era la nostra figlia unica e purtroppo è così. Adesso io e il marito cerchiamo di andare avanti tutti i giorni e sempre con lei nel cuore, perché sarà sempre così per sempre, non c'è altro. Signora, cosa si sente di dire ai ragazzi dell'età di Samantha? State attenti, ma non tanto a voi, ma agli altri, perché per le strade purtroppo è da stare attenti agli altri. Ormai non so, la gente guida in maniera spericolata, non guarda più nessuno, guarda solo l'orologio perché è in ritardo, i maledetti telefonini alla guida, che è un'altra piaga che secondo me dovrebbe essere veramente presa di petto dalle autorità. Quindi ragazzi, godetevi la vita, però nello stesso tempo veramente state attenti, non posso dire altro. Grazie Diana. Noi su queste parole con Alberto Pivetta restituiamo la linea qui da Cessalto per questa messa che ricorda le vittime, ma soprattutto ammonisce a fare grande attenzione sulle strade, perché poi, come diceva la signora, c'è anche chi aspetta a casa questi ragazzi. A voi. Lina, ti ringrazio davvero per questo tuo racconto, grazie soprattutto alla mamma di Samantha Renon, Diana Corò. Tra l'altro c'è un'altra mamma che mi chiede proprio in questo momento di portare il saluto e l'abbraccio a tutti i partecipanti a questa messa. Romina Ceccato, la conoscete tutti, è spesso nostra ospite, presidente di Alba, Associazione per la Sicurezza Stradale, e mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi morti nel luglio del 2019 sulla Jesolana. Quindi davvero un messaggio potente quello che parte da Cessalto. E noi adesso siamo pronti a voltare pagina, andare a Venezia in diretta con il nostro Filippo Fois, perché oggi c'è un sorpasso eclatante che riguarda proprio la città di Venezia. Raccontaci tutto, Filippo. Buongiorno a te e Simone Merlo per la parte tecnica.
Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Effettivamente quella che viviamo oggi a suo modo è anche una giornata storica. Io credo che nei libri di storia di questi anni saranno ricordate poche cose, probabilmente il Mose e quello che è avvenuto oggi. A Venezia ci sono più posti letto per turisti che residenti. Io sono in compagnia di Matteo Secchi di Venezia.com e di Maria Fiano di Ocio Osservatorio Civico per la Casa, che hanno piazzato, sono molto famosi questi, un contatore di residenti che si trova da parecchi anni, da una decina di anni in Campo San Bortolo, da 15 anni, e un contatore nuovo invece che è stato messo il 17 aprile in cui ci sono i posti letto turistici. Bene, il sorpasso è avvenuto. Fiano, voi non vi aspettavate neanche che avvenisse in maniera così rapida come quello? Come è avvenuto? Sono passati 5 mesi da quando abbiamo posizionato questo contatore dei posti letto dell'offerta ricettiva nella città storica, che è un po' un amico, un fratello dell'altro contatore, quello della farmacia Morelli. Sono proprio lo stesso strumento, abbiamo acquistato la stessa cosa proprio perché dialogassero in qualche modo. In questi 5 mesi, mentre uno ovviamente drammaticamente il numero scende, nell'altro invece sempre drammaticamente il numero sale, in questi 5 mesi abbiamo un aumento di 1097 unità dei posti letto dell'offerta ricettiva, quindi comprensiva sia del settore alberghiero, extraalberghiero, il cosiddetto extraalberghiero complementare, cioè l'offerta ricettiva nei posti letto, quindi nelle locazioni turistiche brevi, che rappresentano la città storica più del 40% dell'offerta ricettiva, per cui insomma un numero assolutamente drammatico. Quindi le cifre, ricapitolando, quanti residenti ci sono in questo momento e quanti posti letto? Allora, ci sono 49.304 residenti e 49.693 posti letto. Sempre più turisti, sempre meno abitanti. Che città è? Una città delle quali sopravvivono solamente le mura, i palazzi. È una città oggi con un rapporto di 1 a 1, per ogni residente che dorme c'è un turista che dorme, e quindi ci stiamo trasformando da un po' di anni in una non città, perché una città normale non ha un numero così sproporzionato di turisti. Non siamo assolutamente contro il turismo, però certe cifre di turismo ci rendono la vita molto difficile, e qui sto parlando da cittadino. Poi dobbiamo ricordare anche che ci sono tutti i turisti giornalieri, più o meno ci sono diverse cifre, 24 milioni, 30 milioni di passaggi all'anno, e comunque le cifre sono di 22 turisti per abitante. Credo che fosse stato fatto questo calcolo nell'arco di un anno. Che contromisure si sono prese in questi anni? Contromisure se ne sono prese molto poche, e si è fatto molto poco per combattere l'esodo della città, e si è fatto anche poco per gestire il flusso turistico, diciamo. Non siamo stati molto lungimiranti nel prevedere fenomeni epocali come il low cost, internet, vari fenomeni che avrebbero potuto essere previsti, e magari si avrebbe potuto porre dei rimedi, delle contromisure. Allora, noi abbiamo anche qui, si è fermato, ci ha aspettato gentilmente il presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano. Il comune di Venezia è diviso in 6 municipalità, quella di Venezia è presieduta da Marco Borghi. Borghi, anche a lei faccio questa domanda, cioè che città è? Una città nella quale non ci sono più abitanti, si è perso, si sta perdendo il tessuto sociale e sopravvivono solo i palazzi. Allora, c'è una definizione che è civitas e un'altra definizione è urbs. Da una parte predomina l'effetto umano, la civitas, dall'altra parte predominano le pietre. Venezia era una civitas, sta diventando un urbs, dove appunto il fattore umano, che è quello che contraddistingue una comunità, una città, lentamente si sta estinguendo. Il patrimonio umano, culturale, identitario di questa città sarà difficilissimo, se non quasi impossibile da recuperare una volta che siamo in questa situazione. È chiaro, se non si sono adottate politiche sulla casa efficaci, misure sul turismo efficaci, come una regolamentazione degli affitti brevi, adottare un regolamento, è da un anno che se ne parla e c'è il nulla, è evidente che la città forse non potrebbe neanche essere più chiamata così. Chiaro che i cittadini che ancora oggi ci sono, io ringrazio moltissimo le associazioni sia Ocio che Venezia.com, che da anni
sostengono queste politiche, però manca l'attore principale, che è l'amministrazione comunale. È l'amministrazione comunale che ha tutti gli strumenti per cercare con determinazione di bloccare l'esodo e di rilanciare una politica abitativa. Grazie a Marco Borghi, e io in chiusura di collegamento vi farei 2 considerazioni. La prima, Antenna 3 è stata l'unica televisione italiana che ha partecipato a questo evento. Erano presenti le televisioni di Stato tedesca, francese, giapponese e di altre nazioni. Noi eravamo gli unici italiani, questo per dire quanto evidentemente interessi il caso, il dramma di Venezia da noi, e questa è veramente una brutta notizia. La seconda è che si parla di spopolamento di Venezia, ma lo spopolamento in realtà è di tutto il comune di Venezia. All'inizio degli anni 70 il comune di Venezia, compresa la terraferma, contava 370.000 abitanti, oggi sono all'incirca 250.000 e in 50 anni, mezzo secolo, si sono persi 120.000 abitanti, più dell'intera città di Vicenza, un esodo probabilmente sconosciuto in qualsiasi città in tempo di pace e in assenza di calamità naturali. Anzi, per dirla tutta, un'ultima curiosità è che il comune di Venezia oggi ha meno abitanti di quanti ne aveva negli anni 30, quando in tutta Italia c'erano appena 40 milioni di abitanti, ed è l'unico capoluogo di provincia del Veneto ad avere il saldo negativo dei residenti. Con questo per ora da Venezia è tutto, ti restituisco la linea. Davvero impressionante, Filippo, questa tua fotografia, sempre molto puntuale. Hai fatto bene anche a sottolineare come Antenna 3 sia stata l'unica emittente italiana a raccontare questo fenomeno. E noi adesso andiamo a Padova per parlare di migranti, perché continuano gli arrivi e continua a girare la macchina dell'accoglienza, ma ci racconta tutto con tutti gli aggiornamenti delle ultime ore Anna De Roberto con Francesco Ratai. Buongiorno Anna. Buongiorno da Padova, la notizia sta trovando le prime conferme, ovvero l'arrivo dei profughi qui nella parte militare dell'aeroporto Allegri di Padova. Peraltro già l'ipotesi fu accreditata ancora quando c'era il prefetto Patrizia in presa, e alla guida del comune di Padova c'era Massimo Bitonci. L'Allegri, dove ci sono le palazzine che ospitano i militari, ci sono circa 2000 posti, ad oggi sono ospitate 500 persone, quindi siamo esattamente nel posto in cui a partire da venerdì potrebbero arrivare i profughi. Qualcuno ha dichiarato di aver visto già iniziare a portare la Croce Rossa le brandine, quindi la notizia sostanzialmente pare confermata. Anche Forza Nuova nei giorni scorsi ha appeso degli striscioni proprio qui sui cancelli, ma noi siamo in compagnia dell'assessore Cristina Piva, che ha gestito sostanzialmente l'ospitalità dei profughi alla palestra della scuola Falconetto, e anche secondo le parole del sindaco Giordani, Padova si è dimostrata davvero all'altezza dell'accoglienza dei profughi ed è la città che sta accogliendo di più. Beh, io ho colto la richiesta del sindaco e del prefetto di cercare un luogo, un sito che potesse essere una soluzione provvisoria per dare modo alla prefettura di trovare una sistemazione ai richiedenti asilo. Devo dire che è stata molto brava anche la cooperativa che ha gestito tutta l'accoglienza, la Croce Rossa che ha dato una grande mano, ma è stato fantastico anche il quartiere, perché ha capito che la cosa era assolutamente provvisoria e ha collaborato, almeno dal punto di vista proprio emotivo, con la cooperativa, dando supporto, mandando anche dei volontari e portando anche dei piccoli doni, dei dolci, insomma, per questi ragazzi. È vero che appunto le famiglie hanno portato delle torte, i bambini hanno scritto delle letterine ai richiedenti asilo, insomma si è davvero movimentato un quartiere. Beh, il quartiere ha capito e direi che questo è un po' lo spirito di Padova. Non dimentichiamo che Padova è capitale del volontariato, lo è stata nel 2020, ma lo è nello spirito comunque. E credo che questo spirito, quando è
gestito anche in maniera corretta dà i suoi frutti, insomma. Siamo a pochi giorni ovviamente dall'inizio delle scuole, si parte il 13, quindi l'opzione scuole, l'opzione palestre non sarà assolutamente più immaginabile. Qui all'Allegri dovrebbero arrivare i profughi che oggi sono ospitati a Selvazzano proprio all'interno di una palestra, quindi la scuola ha fatto già il suo lavoro. Direi di sì, noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Per i tempi ci siamo dentro, per cui adesso già in questo momento si stanno effettuando le pulizie a fondo della palestra, ma io sono stata 2 volte a visitare il gruppo, devo dire che ho trovato delle persone assolutamente corrette, rispettose delle regole, aperte al sorriso, e quindi insomma c'è stata una bella alchimia tra le persone accolte e chi le doveva accogliere, e questo ha fatto solo che piacere. Dimostra che quando ci si mette d'impegno a trovare una soluzione, la soluzione si può trovare, e non mettere una persona contro l'altra, perché l'umanità siamo noi, siamo tutti noi. Grazie, grazie Assessore all'istruzione Cristina Pieva del Comune di Padova. Allora noi qui dall'aeroporto Allegri restituiamo la linea. La notizia è che la data sarebbe proprio quella di venerdì e che si stiano già iniziando ad allestire i locali. Dunque torna l'aeroporto Allegri a ospitare i richiedenti asilo. Una situazione evidentemente d'emergenza, ma nella zona militare dell'aeroporto le strutture ci sono, le palazzine ci sono e quindi insomma il posto di fatto è stato trovato. Da Padova è tutto, restituisco la linea. Grazie Anna, grazie a te e Francesco Ratai per la parte tecnica, e noi ritorniamo al pomeriggio di autentica follia vissuto ieri in un supermarket di Montebelluna. È stato bloccato alla fine un 22enne tunisino, questa è la cronaca. Gli istanti di follia, in queste immagini minuti di terrore vissuti da clienti e dipendenti del Plixi di via Marco Polo a Montebelluna. A terra 2 anziani spinti dal ragazzo per guadagnarsi la fuga. Non è nuovo a questi atti violenti il giovane straniero che ha seminato il panico in pieno centro cittadino. Il mese scorso si era reso responsabile di altre azioni irruente all'interno di un locale, molestando gli avventori. Aveva anche aggredito i carabinieri. Arrestato dai militari dell'Arma, il ragazzo 22enne di origini tunisine era tornato in libertà. La uccide, grida una signora spaventata vedendo a terra l'anziana. È accaduto nel primo pomeriggio, quando al supermercato erano presenti diversi clienti. Il ragazzo è entrato ed aveva tentato di occultare all'interno di uno zaino svariata merce. Una volta alle casse, per riuscire a scappare ha spintonato la direttrice del negozio. Non solo, ma si è trovato di fronte, loro malgrado, 2 anziani, un 80enne e la moglie 76enne del posto. Il 22enne non ha esitato e li ha spinti con forza, facendoli finire rovinosamente a terra. I coniugi sono stati portati in ospedale con alcune lesioni in corso di accertamento medico. Il ragazzo si è poi diretto verso Parco Manin, ma la sua fuga è durata poco. I carabinieri lo hanno bloccato ed arrestato per rapina impropria, danneggiamento e lesioni personali. Tutto questo per un bottino di una 50ina di euro. Merce che è stata recuperata e restituita. La rabbia del sindaco di Montebelluna è una persona conosciuta alle forze dell'ordine che da tempo crea problemi ai residenti. Sottolineo che ieri mattina noi abbiamo fatto una riunione in municipio, proprio presenti polizia locale, carabinieri, servizi sociali e servizi psichiatrici dell'ULSS aventi ad oggetto questa persona. Poi aggiunge: io penso che in uno stato di diritto chi ha dei comportamenti incivili, se ha bisogno di essere curato deve essere curato, se non ha bisogno di essere curato deve essere inibito e rieducato, ovviamente. Questo dovrebbe essere il senso della legge per il nuovo inserimento in società. In alcuni casi ci sono delle maglie di carattere interpretativo legislativo tale per cui queste persone magari potrebbero anche rimanere non punite come vorremmo. L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Treviso.
Però inutile girarci attorno, le immagini che vi abbiamo mostrato stanno facendo il giro dei media, dei social, e stanno scatenando indignazione a Montebelluna, proprio perché si trattava di un volto molto noto, con un certo curriculum delinquenziale, chiamiamolo così. Quindi io vi rimostrerei proprio il video che tanto sta facendo discutere. Scene quindi di violenza nel primo pomeriggio a Montebelluna, e oggi ovviamente stiamo ritornando a Montebelluna per capire l'umore della popolazione. Non solo, vi daremo tutti gli aggiornamenti. E a proposito di cronaca, di violenza, una violenta rissa tra giovani è avvenuta tra giovedì e venerdì verso le 3:30 nel parcheggio poco distante una discoteca a Spresiano. Un ventenne residente nel bellunese è stato portato in ospedale con diverse lesioni al volto e alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sembra che a scatenare la violenta scazzottata per futili motivi sia stato un gruppo di 6-7 ragazzi in evidente stato di alterazione psicofisica. 2 per ora all'esito dei primi riscontri, delle testimonianze raccolte, i soggetti denunciati per rissa dai militari dell'Arma, un 17enne dello Pitergino e il 20enne appunto bellunese rimasto ferito. Così a Spresiano. Tra l'altro poi nel corso di questa prima edizione torneremo a parlare di baby gang, del decreto Caivano, con le parole che ieri vi abbiamo fatto sentire in presa diretta del ministro Carlo Nordio, che ha rivendicato la paternità del provvedimento e che ha detto di fatto interessa anche il territorio trevigiano, interessa anche il territorio veneto. Ma c'è un altro tormentone, chiamiamolo così, ma c'è poco da sorridere nel Padovano, nella zona di Torreglia, dove continua ad aggirarsi un uomo, forse un uomo vestito da pagliaccio. Il pagliaccio è quello reso celebre da un libro e poi da un film, il pagliaccio It, e tra i residenti, tra i cittadini di Torreglia c'è parecchia paura. Don't kill me, please. L'ho incontrato una sera in piazza Mercato, era vestito appunto da clown, molto simile a It, che fissava le persone in modo un po', faceva un po' paura, ecco. E ecco, quindi ha incitato anche dei ragazzi a venire verso di lui. I ragazzi hanno rifiutato, però hanno detto che era molto molto pauroso, ecco. Avevo paura che magari prenda ragazzini, robe così. Ecco, io sì, ho molto paura. A 10 giorni esatti dall'avvistamento di una persona travestita da pagliaccio al parco di Torreglia spuntano nuove testimonianze. È stato visto aggirarsi nella zona di Piazza Mercato. Le sembianze sono quelle del protagonista di It, dal famoso libro di Stephen King. Eccolo aggirarsi nel buio, nel video realizzato da 2 ragazzi in bicicletta. Il sindaco, subito allertato, ha potenziato i controlli delle forze dell'ordine, ma l'episodio si è rivelato essere stato un caso isolato. Difficile però dimenticare quell'immagine. Fa 2 passi e fa prendere paura a tutta la gente. Ho molta paura, magari prima uscivo un po' di più la sera, adesso proprio non ci metto piede fuori per la paura di questo pagliaccio, di incontrarlo, insomma, perché io non l'ho mai visto dal vivo, però vedendo solo il video e raccontando quello che mi hanno raccontato le mie amiche mi sono molto terrorizzata. Le mani faceva così. Preoccupati anche i genitori che abbiamo incontrato. Io non l'ho visto personalmente, ma ho ricevuto da mia figlia la notizia che c'era questo pagliaccio in piazza Mercato che si aggirava e lei è salita un po' spaventata. L'immagine del pagliaccio ha destato un po' di stupore, si sono un po' spaventati nelle prime. L'ultimo avvistamento in via Falcone. Rimane confermato il potenziamento dei controlli predisposto dalle forze dell'ordine.
Dicevamo, c'è poco da ridere a Torreglia, dove le indagini sono in corso. Grazie a Alessandro Granziera in regia con Mattia Pizzaia. Aggiorniamo la conta delle vittime del sisma di magnitudo 7.0 che si è registrato nella tarda serata di ieri in Marocco, nella zona di Marrakesh. I morti, lo vedete, sono saliti già a 800. Mezz'ora fa, all'inizio di questa prima edizione, eravamo a 600 ed è ovviamente un conto che è destinato ad aumentare purtroppo. Questo sisma che appunto ha interessato la zona centrale del paese, tra l'altro una zona turistica, com'è turistica e lo sappiamo tutti, l'area di Marrakesh. Meloni ha dato il sostegno del governo italiano, ci sono già tanti paesi che si stanno mobilitando per mandare aiuti e soccorritori. Il ministro Tajani, capo della Farnesina, assicura al momento, rassicura sul fatto che non ci sono italiani feriti gravi, però allo stesso tempo si rivolge agli italiani presenti in Marocco perché vadano nella zona di Casablanca o a Rabat, negli aeroporti, per ritornare in patria. Nel paese si trovano all'incirca 200 connazionali. Il numero dell'unità di crisi della Farnesina è stato istituito da pochi secondi, 39 prefisso ovviamente nazionale 0636225. Anche il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, sta monitorando l'evolversi della situazione, lo sta dicendo, lo ha detto sui propri social, sulla pagina Facebook, Instagram e quant'altro, rivolgendo una preghiera per tutte le vittime, le famiglie e le popolazioni coinvolte. Dal Marocco alla Turchia, perché c'è un'eclatante operazione di salvataggio in corso e protagonista di questa operazione di salvataggio una volontaria vicentina. Magari un minuto prima di atterrare metterei almeno una maglietta in maniera tale che non siete infiltrati. Corsa contro il tempo per salvare lo speleologo americano rimasto bloccato da sabato ad oltre 1 chilometro di profondità in una grotta in Turchia. Al team di salvataggio internazionale partecipano le squadre italiane con 46 tecnici del soccorso alpino e speleologico italiano e tra loro c'è anche una vicentina. Decollato ieri sera da Pratica di Mare un volo dell'aeronautica militare che ha trasportato in Turchia diverse squadre composte da un totale di 33 tecnici esperti nella progressione e soccorso in grotte profonde, tra cui la speleologa della stazione di Vicenza, a supporto dei soccorritori che stanno già operando e che poche ore fa hanno raggiunto lo statunitense. Forza ragazzi. Ciao. Una volta atterrati in loco, l'esercito turco li ha trasportati vicino all'ingresso della grotta Morca nella provincia di Mersin, dove negli scorsi giorni è stato allestito un campo base e dove la prima squadra italiana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è arrivata tra mercoledì e giovedì con l'incarico di collaborare nell'assistenza sanitaria nel recupero. C'è poi il Covid, perché è tornato a crescere. Ci sono le nuove disposizioni del Ministero della Salute, un'ordinanza firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vai, ha esaminato l'attuale andamento clinico epidemiologico. Si conferma niente tamponi Covid per gli asintomatici che arrivano al pronto soccorso, mentre per i sintomatici scattano di nuovo, verrebbe da dire, i test anche per la ricerca di altri virus. Previsto il tampone nei trasferimenti da una struttura all'altra e nelle RSA. In caso di sintomi si indica di evitare l'ingresso nelle strutture sanitarie. Il test, continua la circolare del Ministero della Salute, è indicato anche per i pazienti che dichiarano di aver contatti stretti con un caso confermato Covid-19 con esposizione negli ultimi 5 giorni. Insomma, staremo a vedere. Poi sapete che queste ordinanze devono essere calate nelle singole realtà territoriali, compito della Regione del Veneto, di Azienda Zero e delle diverse ULS. Vi do un altro aggiornamento di cronaca, lo leggo dall'ANSA, riguarda Vicenza. Con oggetti da scasso a Fiera Oro Vicenza sono stati fermati 2 uomini, per loro foglio di via dal questore per 3 anni. Ieri pomeriggio gli agenti hanno notato aggirarsi con affare sospetto una Volkswagen Golf bianca con a bordo 2 individui.
e poi da lì appunto il blitz si è capito che avevano con loro degli oggetti da scasso ed erano diretti a Fiera Oro Vicenza. Abbassiamo per un attimo i toni, ritorneremo alla cronaca fra pochissimo, ma lo vedo pronto, collegato il nostro Lucio Zanato da Riese Pio X, perché stanno entrando davvero nel vivo i festeggiamenti, le celebrazioni per il ritorno della salma di San Pio X, Papa Sarto. Buongiorno Lucio, ti vedo. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Riese Pio X, c'è stata appena adesso un'inaugurazione, siamo con il sindaco Matteo Guidolin, un'inaugurazione per una scuola che è dedicata alla mamma di Pio X. Perché questa inaugurazione? Perché abbiamo fatto un lavoro di ampliamento della scuola, tutto il lato occidentale della scuola è stato rifatto anche grazie ai contributi della Buona Scuola, per cui da oggi, dal prossimo anno scolastico, i ragazzi avranno questa nuova scuola moderna su 2 piani con degli spazi molto, molto ampli e veramente di cui siamo orgogliosi. È dedicata a Margherita Sanson, è stata Sarto Sanson, è stata dedicata a lei nel 1951 all'indomani della beatificazione di Papa Pio X, per cui rientra nel calendario degli eventi legati al 120° anniversario di Papa Pio X. Ecco, ricordiamo questo è un altro dei passaggi che ci porteranno il 6, 7, 15 di ottobre, dove ci sarà veramente un momento importante di religiosità qui a Riese. Per noi sarà un momento storico di devozione e anche identitario con l'arrivo del corpo di Papa Pio X. Qui a Riese sarà il 7 ottobre, dal 7 al 15, e questo è uno dei primi appuntamenti del calendario che ci porterà appunto fra un mese, ormai manca meno di un mese, quindi siamo già carichi e un po' in tensione. Ecco, ricordiamo il 7 arriverà, ci sarà una processione fino a casa sua, cioè la casa natale, e poi ci sarà una serata particolare alle Cendrole. Esatto, ci sarà la veglia diocesana dei giovani e dei missionari come primo evento di quella settimana, e poi dalla domenica fino alla domenica successiva ci sarà la possibilità appunto di visitare la salma di Pio X che sarà posta al santuario della Madonna delle Cendrole. Ci sono tutte le informazioni sul sito che è www.papapiodecimo scritto con la x.it, dove si può anche prenotare la visita. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo così, le parti solenni, però so che voi state organizzando anche una serie di altri appuntamenti che sono caratteristici di questo territorio, ma che sono un po' più, fra virgolette, laici. Assolutamente, siamo in piena sagra da ieri sera, da domani ci sarà un bellissimo appuntamento che è Antichi Sapori, è un giro attraverso le borgate di Riese nelle case storiche e rustici dove si potranno assaggiare tutti i prodotti tipici, e si arriverà domenica 17 aprile al 17 settembre, chiedo scusa, qua al Palio dei Mussi, che ricorda anche in questo caso la salita al Monte Grappa ad Orso di Mulo della loro patriarca Sarto nel 4 agosto 1901. Quindi insomma tante iniziative qui a Riese Pio X, aspettando proprio Pio X. Grazie del collegamento, a te la linea. Lucio, grazie, davvero grazie a te e al sindaco Guidolin per tutte queste novità. Io vi do un altro aggiornamento di cronaca molto importante che riguarda la sanità del Veneto, la sanità del territorio. Pensate, era considerato senza futuro, ma all'Istituto Oncologico del Veneto, lo IOV, è stato eseguito un intervento ad altissima complessità perfettamente riuscito. 20 ore sotto i ferri per asportare diverse masse tumorali del peritoneo, resecare l'intestino ed effettuare un trattamento chemioterapico loco regionale associato all'ipertermia. Oggi, a distanza di 6 mesi da quella maxi operazione, il protagonista, un uomo di 36 anni, è in buone condizioni generali. La prognosi è soddisfacente e, a dirlo appunto, è lo stesso IOV. Si tratta, lo spiegano, poi entrano anche nel tecnico, lo spiegano nel dettaglio, si tratta di un caso più unico che raro, che dà ovviamente speranze e che riconferma l'eccellenza dello IOV e dell'equipe di chirurgia oncologica delle vie digestive. Ovviamente su questa vicenda ritorneremo nel corso dei nostri telegiornali, ma come sapete noi vi raccontiamo il territorio in tutte le sue sfaccettature. Siamo appena stati a Riese Pio X con Lucio Zanato, dove si aspetta il ritorno
ritorno di Papa Sarto, e invece nel vicentino grisignano di Zocco si apre la fiera più antica del Veneto, la Fiera del Soco, ma ci aggiorna su tutto la nostra Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco di Grisignano di Zocco, Stefano Lain, perché qui tutto è pronto per la grande inaugurazione della Fiera del Soco, che ricordo è la più antica e tra le più grandi del Veneto. Oggi un'inaugurazione con tante autorità. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Oggi ci sarà la grande inaugurazione, una grande inaugurazione che vedrà per la prima volta essere con noi Sua Eccellenza il Vescovo di Padova. Le motivazioni stanno nel fatto che Grisignano è sulla diocesi di Padova. Con noi ci sarà anche una grandissima presenza che è il generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, generale comandante interregionale dei Carabinieri. Tornando all'aspetto della diocesi di Padova, c'è questo aneddoto, nel senso che alla nascita dei comuni nell'anno 1000 circa cominciano anche i primi mercati, i primi scambi commerciali e cominciano anche i primi screzi. Grisignano nel 1266 viene scelto come punto d'incontro per dirimere un po' quelle che erano le diatribe tra i guelfi vicentini e i guelfi padovani. Da lì successivamente, l'anno successivo, quella che tutti sanno e ricordano, la storia dei due fanciulli che videro l'apparizione della Madonna e quindi il festeggiamento alla stessa e da lì il proliferare negli anni successivi di quello che è il mercato e le fiere. Ricordiamo appunto mercato e fiere che Grisignano è terra d'incontro appunto assestata già dagli anni, già dall'antichità, e con questa inaugurazione vogliamo far vedere che da sempre Grisignano come terra d'incontro è anche incontro tra quello che è l'apparato politico, civile e sociale, quindi con queste grandi presenze che vi ho annunciato poco fa, assieme a tanti altri europarlamentari, parlamentari, consiglieri regionali e direttori di agenzie, direttori della regione, della provincia, insomma tantissime presenze. E poi tante le presenze che si attendono anche da parte dei cittadini che arrivano un po' da tutta Italia, perché quali sono le novità e quali sono i numeri un po' di questa fiera? Guardate, qui abbiamo circa 500 espositori dico io da ogni dove, nel senso che abbiamo da tutta Italia sicuramente, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Calabria, veramente da tantissime parti d'Italia. Ieri sera qualcuno che fa esclusivamente per la propria attività, un espositore che gira tutta Italia a fare mercati e fiere, ha dichiarato che Grisignano è l'Oktoberfest italiano, quindi veramente per noi un grande onore avere la testimonianza di chi appunto gira. Novità di quest'anno, abbiamo 4 palchi anziché i 2 storici. Ieri sera si è tenuta proprio qui sul palco dove siamo in questo momento la sfilata di moda da parte dei nostri commercianti che hanno fatto vedere appunto i loro prodotti all'interno del nostro territorio. Perché ricordiamolo, è terra di commercio, quindi ci sarà anche la fiera dedicata agli allevatori. È terra di commercio, lunedì aspetto tutti, lunedì ritorna alla grande, direi, perché quest'anno veramente abbiamo avuto una grande risposta da parte del mondo agricolo, quindi con la presenza non solo dei mezzi agricoli ma anche con quello che è il bestiame, e quindi ci sarà la possibilità di vedere anche quella che è una rievocazione dei sensari. I sensari sono quei mediatori che scambiavano appunto, erano gli intermediari nella contrattazione del bestiame. Ecco, io ringrazio il sindaco di Grisignano e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie, quindi Luisa Bertini e buona fiera del Soco, Oktoberfest italiano. Vi mostro questa immagine, questa foto. Prima vi ho raccontato la storia, questa bella storia del 36enne salvato dai medici dello IOV. Questa è l'equipe medica che ha eseguito questa operazione davvero da record, non ci sono altre parole per definirla. Noi abbiamo tanti altri collegamenti, c'è ancora tanta cronaca e abbiamo anche diversi ospiti, quindi ci vediamo fra poco.
Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato 9 settembre a Nord-Est. Lo avete visto, i fatti sono davvero tantissimi e ovviamente c'è sempre un occhio puntato su quello che sta accadendo a Marrakech, nel cuore del Marocco, questo terribile sisma che ha provocato fino a questo momento 800 morti. Come vi dicevo, la situazione è monitorata anche dal presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. Le immagini che stanno arrivando dai media nazionali sono allucinanti, devastanti. Lo vedete, ci sono diverse centinaia di italiani in quella zona, ma il ministro Tajani al momento parla di feriti, perlomeno tra gli italiani, ma la situazione è in continua evoluzione e anche noi come redazione siamo impegnati per capire se ci sono dei veneti, delle famiglie venete, magari in vacanza, che si trovano in quei posti. Queste dunque le immagini. Abbiamo ancora dei collegamenti aperti, fra poco andremo a Porto Buffolè dove è in corso un casting, addirittura lo faremo con Lina Paronetto, andremo poi a Venezia perché oggi è il gran finale della mostra del cinema, ci collegheremo con Lorenzo Maier che ha ottenuto una piccola ma preziosissima intervista in esclusiva a Luciano Ligabue, quindi rimanete con noi. Adesso però vi presento Raffaele Freda, lo conoscete tutti, capogruppo in Consiglio Comunale a Preganziol, Fratelli d'Italia, e Giacomo Nilandi, anche lui un volto che conoscete, Partito Democratico, consigliere comunale a Mogliano Veneto. Parleremo di argomenti generali ma anche locali perché Mogliano e Preganziol nel 2024 andranno alle urne e già c'è parecchio fermento. Io però rimarrei sull'attualità partendo dalle parole pronunciate ieri nel corso di un'intervista dal guardasigilli, il trevigiano Carlo Nordio, che è tornato sul decreto Baby Gang, il decreto Caivano, è stato ribattezzato in vari modi, lo ha rivendicato e ha detto: io ho voluto portare questo provvedimento pensando anche ai fatti che si registrano nel trevigiano, a Treviso in particolare. Sentite Nordio e ripartiamo da qui. Questo progetto è stato ovviamente voluto dalla Presidenza del Consiglio dopo il viaggio di cui tutti sappiamo, ma è stato anche fortemente voluto da me proprio anche come trevigiano, perché noi assistiamo purtroppo da mesi a questa invasione di baby gang che agli inizi si limitavano a liti tra di loro e già era una brutta cosa. Poi hanno aggredito i passanti, adesso hanno aggredito anche le forze dell'ordine. Un'escalation che va fermata senza se e senza ma per il guardasigilli Carlo Nordio, che nella sua Treviso, per la ricorrenza dell'armistizio alla caserma Cadorin, torna sul decreto approvato poche ore prima a Palazzo Chigi, decreto Caivano Baby Gang, così è stato ribattezzato, un provvedimento che il ministro alla giustizia rivendica nella forma e nella sostanza. Era assolutamente necessario intervenire con misure preventive, ma anche con misure repressive. Un altro elemento caratterizzante è la responsabilizzazione dei genitori, fatto in vari modi, che adesso, compresa la possibilità di togliere la potestà genitoriale. Poco distante il sindaco Mario Conte ringrazia, ma tende a circoscrivere il fenomeno. È evidente però che ci sono delle situazioni critiche, che talvolta al sabato pomeriggio, qualche pomeriggio, succedono delle situazioni certamente spiacevoli e quindi è importante avere degli strumenti in più, però io sono sempre per la prevenzione, per l'educazione e per un nuovo modello sociale. Certo ringrazio il governo perché ha accolto il grido d'allarme che arriva dai territori, però io credo che sia il momento oggi di costruire un nuovo modello sociale. Repressione o prevenzione resta il dilemma, soprattutto se si parla di giovanissimi, con il cappellano del carcere minorile di Treviso che opta per una grande operazione culturale. A lui risponde lo stesso Nordio. È vero che serve molto la prevenzione, però è anche vero che il sacerdote dei luoghi sui quali si è recata la nostra ministra aveva suggerito lui, assieme ai magistrati del luogo, questo tipo di misure. Si tratta di prospettive diverse che sono complementari.
serve l'educazione prima di tutto, serve la prevenzione, ma serve anche la repressione, perché lo Stato deve dimostrare di esistere e di assistere anche le vittime. Repressione o prevenzione? Questo il dilemma e il dibattito è aperto. Nilandi, che cosa ne pensa di questo decreto Baby Gang? Ma guarda Christian, allora secondo me c'è un aspetto prima di tutto, che è quello che già Marco Pannella sottolineava, ovvero che il carcere è una struttura criminogena, ovvero che è una struttura perché per come è concepita in questo paese non solo accoglie i criminali ma genera ulteriore crimine, per cui il fatto di mandare con più facilità dei giovani all'interno di queste strutture senza prima averle riformate e senza prima avergli dato la possibilità di rieducare, riportare in società in maniera virtuosa le persone che stanno all'interno, si rischia, voglio dire, di fare ancora più danni rispetto a quelli che già non ci sono. Primo aspetto. Secondo aspetto, molto fondamentale, io credo che nessuno dei governatori piuttosto che dei sindaci che in questo momento parlano di questo fenomeno sia mai andato da questi ragazzi a parlare con loro e a capire il perché di questi comportamenti. Io lo faccio per lavoro, perché sono un operatore sociale. Quando vai a parlare con questi ragazzi, la prima cosa che ti chiedono e che ti dicono è: dove altro dobbiamo andare? Cosa c'è per noi? E se noi proviamo ad analizzare la situazione, dalla fine delle medie per tutto il periodo dell'adolescenza non esistono servizi pubblici dedicati a questo tipo di attività e la funzione educativa una volta veniva assorbita dalle famiglie, dal tessuto sociale, dalla comunità, da istituzioni come gli oratori, cosa che adesso purtroppo non esiste più e c'è un vuoto educativo, un vuoto sociale, un vuoto istituzionale da poter colmare. Per cui non si può dire da un lato c'è anche le misure di prevenzione, perché se ci fossero le misure di prevenzione, per esempio, sarebbero stati finanziati i doposcuola, sarebbero stati finanziati gli operatori di strada, sarebbero stati finanziati i centri giovanili, sarebbero state potenziate quelle che sono le attività all'interno delle scuole. Invece di tutto questo non c'è nulla, è solo fuffa e propaganda securitaria da parte di questo governo. Fuffa e propaganda securitaria, dice Nilandi. Freda. No, non sono per nulla d'accordo, innanzitutto perché le attività di cui ha parlato Nilandi in questo momento effettivamente dovrebbero essere sostenute e finanziate, molto spesso lo fanno i comuni, non è un intervento che fa direttamente il governo. Inoltre le misure per Caivano si occupano, mirano a quelle situazioni particolari di degrado morale e materiale, proprio come quelle delle situazioni di Caivano, piuttosto del quartiere Zen di Palermo, piuttosto di Secondigliano, quindi quelle situazioni dove dei giovanissimi vengono attratti dalla società, dalle associazioni criminali e dai delinquenti per diventare a loro volta parte di quel meccanismo. Ed in questo senso c'è da dire che invece le misure del governo che prevedono una soglia più bassa per i fermi di per sé, quindi per essere arrestati o per essere detenuti anche in via cautelare, non interviene ad esempio sull'imputabilità, cioè sulla possibilità di essere portati a processo prima dei 14 anni. Rimane la regola così com'era, nonostante in Inghilterra, in Olanda, in Francia questa possibilità ad esempio sia stata già data da diverso tempo. In questi paesi già dai 10 ai 12 anni, dipende dal paese, puoi essere imputato, sei imputabile, quindi ti può essere mosso un rimprovero da parte dello Stato per aver commesso un delitto. In Italia continuiamo a sostenere, secondo me giustamente, e lo sostiene anche il ministro Nordio, che sotto i 14 anni vi sia una sostanziale incapacità assoluta di intendere e di volere, si definisce tecnicamente una presunzione assoluta di incapacità, ma si dice però dopo i 14 anni per dei delitti più gravi che possono essere la minaccia a mano armata, che possono essere le violenze sessuali, che possono essere gli omicidi, ecco che lo Stato deve poter dare una risposta più forte. Questa risposta più forte secondo me è necessaria ed è doverosa. Detto questo, che quindi riguarda delle situazioni particolari di particolare gravità, è chiaro che è vero che la politica, soprattutto gli enti comunali piuttosto che le regioni, le province, dovrebbero dare delle offerte ai giovani adolescenti in particolar modo. Io sono perfettamente d'accordo
con Nilandi, che potrà dire al mio sindaco, che è del suo stesso partito, che ad esempio a Preganziol dai 14 anni ai 30 non c'è nessuna offerta, non c'è niente da fare, e questo è un problema e sono d'accordo. E vi dicevo in premessa che a Preganziol e Mogliano è già iniziata la campagna elettorale. Però vi farei sentire, e poi vorrei un vostro commento, le parole di Donatello Bisetto, che è cappellano del carcere minorile a Santabona. Sentite. Invece di spendere soldi nella repressione, che sappiamo benissimo quale risultato darà, spendiamo i soldi per una seria politica di integrazione, di educazione, di prevenzione nelle scuole e in tutti gli ambiti, diciamo, della società, dove i minori possono effettivamente ritrovare il senso della cittadinanza. È una proposta fatta direttamente al governo, quella di Donatello Bisetto, da 6 anni cappellano al carcere minorile di Treviso e oggi parroco anche a Musile. A Santabona la sezione è riaperta a luglio, conta attualmente 10 ospiti, 7 dei quali stranieri, numeri che si spiegano facilmente. È chiaro che gli stranieri, e a maggior ragione gli stranieri non accompagnati, non avendo dietro una famiglia o comunque un sostegno, è chiaro che il carcere diventa il primo luogo dove si arriva. Poi ovviamente anche loro vengono avviati nel percorso delle pene alternative, ma io vedo chiaramente che in carcere arrivano loro. Minori stranieri non accompagnati, ma anche italiani di seconda generazione con problemi di integrazione, e poi ragazzi del posto che per cercare un'identità entrano nelle cosiddette baby gang. Di certo c'è una tendenza generale. Non ho in mano le statistiche esatte, però ho riscontrato certamente che l'età media si sta abbassando dei minori che arrivano in carcere. È chiaro che i minori stranieri non accompagnati abbassano la media perché sono minori, ma in generale vedo che i reati, anche la gravità dei reati, e credo che questo dipenda dalla scarsa consapevolezza del minore che sta compiendo un reato. Se io voglio rieducare, metto in campo tutti i mezzi per fare in modo che i centri sociali funzionino, che le assistenti sociali abbiano i mezzi per farlo, che gli educatori e le comunità, gli operatori di strada abbiano i mezzi economici per poter fare la loro azione, e sicuramente il livello di devianza diminuirà. Poi ovviamente Treviso non è Napoli, quindi è fattibile, credo io. Treviso non è Napoli, quindi è fattibile. Freda. Sono d'accordo, ma infatti io rispetto l'opinione di Don Bisetto, però Don Patriciello, che è il parroco di Caivano, dove sono avvenuti i fatti della scorsa settimana, che il primo ministro Meloni è andato a trovare, si occupa appunto di integrazione, di sostegno a questi ragazzi che hanno bisogno, schierandosi in maniera ferma contro la camorra, e allo stesso tempo però chiede il pugno più duro da parte dello Stato proprio per delle situazioni di particolare gravità che non sono risolvibili unicamente attraverso gli strumenti di cui ha parlato Don Bisetto. Quindi le due visioni, le due visioni come Nordio, possono coesistere. Certo, le due visioni si possono assolutamente coordinare, semplicemente accanto a delle situazioni gestibili come sono quelle del nostro territorio. Fortunatamente esistono situazioni dove, ed è successo a Napoli l'altro giorno, un 17enne tira fuori la pistola e ammazza un ragazzo di 24 anni per via di un parcheggio che gli è stato rubato, no? Questo 17enne voleva parcheggiare il motorino, l'altro ragazzo gli aveva rubato il parcheggio, è stato freddato con 3 colpi di pistola. Non è solo un problema di territorio naturalmente, è che evidentemente quel 17enne per andare in giro con una pistola frequentava delle persone e degli ambienti che non sono gli ambienti che noi immaginiamo in tutti i nostri comuni e in tutti i nostri territori. Che poi insomma, se guardiamo alla cronaca dell'ultimo anno, abbiamo avuto episodi cruenti anche nel Trevigiano. Pensiamo al delitto di Aymen a Varago nel maggio scorso, questo 17enne di fatto colpito con un coltello. Possiamo ritornare anche con la memoria all'aggressione a Marta Novello a Mogliano. Proprio ieri tra l'altro è stato rinviato l'appello bis nei confronti del quindicenne. Quindi insomma i fatti che riguardano anche il territorio trevigiano e il territorio veneto di certo non mancano. E quindi
non si può fare di tutta quanta un'erba un fascio, perché le misure che sono state proposte sono delle misure che in qualche modo da fatti specifici e da, diciamo, percezioni che vengono date all'opinione pubblica da una personalità piuttosto che un'altra, si è colta l'occasione per prendere delle norme e estendere in maniera vasta a qualsiasi tipo di specificità, a qualsiasi tipo di area geografica, a prescindere da quelle che sono le situazioni puntuali. Perché non è che prima in Italia non ci fosse la possibilità di arresto per i minori di 18 anni fino ai 14 anni, era riservata per reati specifici, gradi di un certo tipo. Usando la scusa di questi fatti qui, il governo ha esteso la possibilità di arresto ai 14enni per la maggior parte delle fattispecie di reato, anche per reati minori come piccoli furti, piuttosto che come piccole situazioni di spaccio o di detenzione. E questo è un aspetto molto pericoloso, perché come dicevo prima, sono situazioni nelle quali servirebbe un intervento educativo e invece si espone dei ragazzi 14enni a un'istituzione criminogena come quella del carcere, dove si crea un network diretto per farli entrare nel mondo della criminalità. Perché il carcere è come un grande, social network, è come il LinkedIn della criminalità. Purtroppo. Se vogliamo far crescere dei bravi criminali, prendiamo e mettiamoli in contatto con altri criminali all'interno del carcere, in istituzioni che non riescono a rieducare, perché la percentuale di reiterazione dei reati all'interno di questo nostro paese è una delle più alte in tutta quanta l'Unione Europea. Freda. Innanzitutto comunque bisogna sfatare un mito portato avanti dalla sinistra. La pena nella nostra Costituzione non è ideata, non è pensata unicamente come rieducativa, ma deve tendere alla rieducazione. Per il nostro ordinamento la pena è retributiva, si dice, quindi ti deve punire. Hai fatto qualcosa di male, lo Stato trasmette il senso di giustizia punendoti. Innanzitutto mettiamo i puntini sulle i, perché questo è fondamentale da capire, da comprendere, perché altrimenti sembra che i carceri debbano diventare unicamente delle istituzioni come le scuole o altri tipi di istituzioni. In secondo luogo c'è da dire una cosa. Prima Giacomo, perdonami, hai detto che il governo dice fuffa. Se tu parli di piccoli furti, per esempio, ti assicuro che questa riforma non cambierà assolutamente nulla, perché si prevede che si possano fermare, si dice, quindi arrestare o tenere in custodia cautelare quei minori che abbiano commesso i reati per cui è prevista una pena di almeno 6 anni, mentre prima era di almeno 9 anni. Ti assicuro che per un piccolo furto non prendi almeno 6 anni. Mi dispiace, ma il testo del decreto che è uscito, Raffaele, non dice così, probabilmente non hai avuto occasione di leggerlo. No, forse non hai avuto occasione di leggerlo. Invece sarebbe molto interessante, scusa se interloquisco un attimo, Christian, prego. Ritornare sul tema degli enti locali, perché scaricare la palla tutta quanta sugli enti locali è anche questa, voglio dire, una distorsione della realtà, nel senso che Raffaele, che come me ci conosciamo da una vita, è consigliere comunale a Preganziol, conosce benissimo le difficoltà degli enti locali per quanto riguarda la spesa corrente, che sono i soldi che i comuni possono destinare ai servizi. La conosce bene a Preganziol, come la si conosce bene a Mogliano, come la si conosce bene ovunque. Allora, di fronte a un fenomeno del genere, pensare che i comuni possano in qualche modo essere risolutivi, ripeto, è dire una bugia, anche perché non ci sono le risorse, attualmente per poter fare un intervento risolutivo. Un attimo, Freda, anche perché il tema si interseca con quello, lo ha detto anche Don Bisetto, dei minori non accompagnati, che è uno dei fronti portati avanti anche dall'ANCI, dai sindaci, che dicono sui minori non accompagnati stranieri noi siamo stati lasciati soli, e lo dicono un po' tutti, anche il presidente dell'ANCI Mario Conte di fatto. Ma no, certo, per carità, questo è uno degli aspetti che riguardano il problema più ampio di fatto dell'immigrazione, che quando si dice che è complesso fare un certo tipo di integrazione e che questa ha un peso, ha un costo sia economico ma soprattutto sociale, naturalmente ci troviamo di fronte anche a situazioni di questo genere. Se posso dire una cosa, però, io concordo sul fatto che i comuni non hanno una disponibilità economica tale da poter far fronte ad un macro problema come questo, quello del baby gang. Però prima, Giacomo, tu hai detto una cosa corretta, cioè hai detto
quando chiedi a degli adolescenti che fanno parte delle baby gang qual è il primo problema è dove andiamo. Bene, i comuni spesso non danno priorità agli spazi per i giovani, ad esempio, e danno priorità ad altri tipi di attività, perché, diciamolo chiaramente, magari non sono percepiti come elettori possibili, perché non vanno a votare, perché sono ancora minori e non vanno a votare, quindi si usano logiche clientelari che fanno male al nostro presente e al nostro futuro. Allora, io vi mostro, Alessandro, grazie, questa immagine che riguarda è uno scatto come tanti, ma che in città, in Calmaggiore, ha suscitato parecchio scalpore. Delle donne vestite con il burka di fatto completo, poi anche qua c'è chi dice non è un burka completo e quant'altro, però il dibattito è aperto. Da qui ripartiamo subito dopo la pubblicità, quindi a fra pochissimo. Di nuovo in diretta con Raffaele Freda, consigliere comunale a Preganziol, Fratelli d'Italia, Giacomo Nilandi, consigliere comunale a Mogliano Veneto, Partito Democratico, entrambe realtà che andranno al voto nel 2024. Segno particolare sia di Freda che di Nilandi rigorosamente all'opposizione. Freda all'opposizione di una giunta di centro-sinistra, quella guidata da Paolo Galeano, che tra l'altro lunedì sarà nostro ospite, mentre Nilandi all'opposizione della giunta di Davide Bortolato, giunta di centrodestra. Diciamo che Davide Bortolato, che poi ha lasciato la Lega in questi ultimi mesi, suscitando innescando un vero e proprio terremoto all'interno del Carroccio. Però ci siamo lasciati con questa immagine che sta creando un po' di scalpore. Lei, Freda, di fronte a questa immagine, che cosa pensa e che cosa dice? Beh, non posso certo dirmi sconvolto, nel senso che sappiamo ormai da molti anni l'Italia, come tutto l'Occidente, è un territorio di fatto multietnico. La forte immigrazione di questi decenni ha portato naturalmente a una presenza sempre più cospicua di cittadini musulmani, e chiaramente questo tipo di tradizione, di usanza da parte dei musulmani, in particolare delle donne musulmane, è distantissima da me culturalmente, distantissima dai veneti, dagli italiani culturalmente, quindi suscita curiosità, se vogliamo. Sappiamo che in Francia c'è un dibattito molto feroce in queste settimane, in questi mesi. Qualche anno fa si discuteva molto sul fatto che fosse difficile identificarle, no? E quindi ci fosse un problema di coordinamento tra l'ordine pubblico in Italia e gli aspetti culturali dell'Islam. È chiaro che questo problema potrebbe effettivamente esserci. È altrettanto vero che mi sembra che il margine di manovra per qualunque governo nel nostro Paese, per via di quello che stabilisce la Carta Costituzionale, sia sostanzialmente zero. Quindi lei dice in maniera molto pragmatica. È impossibile vietare alle donne musulmane di mettere il velo piuttosto che il chador, il burqa o quello che è impensabile, perché i nostri valori costituzionali danno, per le sentenze della Corte e quant'altro, danno priorità alla libertà religiosa e alla libertà di professare il proprio culto rispetto all'ordine pubblico, soprattutto perché si valuta che poi nel pratico i casi in cui questa cosa possa rappresentare un problema siano pochi. Certo, c'è da dire, se uno dovesse dirmi è questa l'Italia che immagino, io dico no, non è esattamente questa. Nilandi. Io vedo tre donne, sono due o tre? Che siano due o tre poco importa, vedo due donne che sono sedute in Calmaggiore a mangiarsi un gelato in un pomeriggio di fine estate in una delle città più belle del nostro territorio. Lei vede questo sostanzialmente? Io vedo questo. Quindi. Anzi, non capisco il perché di tutto questo scalpore di fronte ad una foto del genere, nel senso che se si va in qualsiasi cittadina medio, grande, piccola, europea, sono scene quotidiane di tutti quanti i giorni, per cui
mi stupisco dello stupore, ecco. Cioè, per me è una scena di quotidiana normalità in un mondo multietnico e cosmopolita. Però nella Francia, per esempio, spero per loro che il gelato sia stato buono, ecco, quello sì. Lei si augura questo, insomma. Però nella Francia, per esempio, guidata da Macron, questo è un tema sempre molto all'ordine del giorno. La laicità dello Stato da una parte, la tutela dell'ordine pubblico, la libertà religiosa, ci sono tanti interessi, tanti diritti in ballo, in gioco. Per lei noi comunque abbiamo raggiunto un punto di equilibrio? Ma il punto di equilibrio è una continua evoluzione, nel senso che comunque la società continuerà a trasformarsi e questi temi continueranno a porsi, però come giustamente indicava prima Raffaele, noi abbiamo un faro, che è il faro della nostra Costituzione, che è il faro della Dichiarazione dei diritti umani dell'ONU, e quindi, voglio dire, da quel punto di vista là, è chiaro che la priorità deve essere data alla libertà di culto di ciascuno e di ciascuna, fino al momento in cui questa cosa non in qualche modo sfocia in problemi di ordine pubblico, ma a quanto mi consta... O non va a ledere, diciamo così. A quanto mi consta, attualmente il burka nel nostro paese, voglio dire, non è stato mai, cioè, il burka, non è stato mai occasione di reato nel nostro paese, che io ricordi, non è mai stato un problema sul piano, non ha mai posto dei problemi sul piano della sicurezza. Però se noi facciamo proprio l'esempio della Francia e lo prendiamo come modello di riferimento, dobbiamo dire che le periferie di Parigi, ma lo stesso vale per il Belgio, per le periferie di Bruxelles, sono le vere e proprie bombe ad orologeria sul piano sociale e della sicurezza pubblica, sia proprio nei confronti dei privati sia nei confronti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Sono recentissimi le manifestazioni di piazza antigovernative proprio delle minoranze che vivono, che poi sono francesi tra l'altro. Certo, quindi è un tema da maneggiare con estrema cura. Vi ringrazio per queste vostre prese di posizione molto argomentate. Veniamo al sodo. Freda si candida a sindaco a Preganziol? No, il centrodestra a Preganziol ha già siglato un'intesa certa tra Fratelli d'Italia e Lega in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, per immaginare una città diversa rispetto a quella degli ultimi 10 anni, e stiamo parlando anche con le componenti civiche della città per individuare la persona che può essere la più rappresentativa per una città che abbia maggiore interesse per la sicurezza dei cittadini, per i giovani del nostro paese, per la cura dei servizi essenziali come l'illuminazione, le aree verdi e anche gli stessi servizi per i nostri... Ma quel no mi sembra un po' troppo perentorio. È un no adesso o è un no categorico? No, è un no adesso, ma che potrebbe diventare un no categorico, nel senso che veramente mi trovo sempre in imbarazzo di fronte a questa domanda, perché mi rendo conto che la curiosità, soprattutto tra i cittadini di Preganziol, è altissima. Io incontro continuamente persone che mi chiedono: ma allora chi candidate? Ti candidi te? Candidate qualcun altro? Ma è proprio vero che noi stiamo discutendo su chi poter individuare. Mancano ancora un po' di mesi, probabilmente per la fine dell'anno porteremo fuori un candidato. A Mogliano invece il Partito Democratico, non le faccio la domanda diretta a Nilandi, fa le primarie per individuare, o meglio il centro-sinistra, le forze di opposizioni diciamo così, faranno le primarie per individuare il candidato sindaco. Quindi rigiro la domanda: lei si candiderà alle primarie? Allora, io sono del parere che la politica è sempre un dato collettivo e durante questi anni di servizio, che a me piace chiamare volontariato, perché in realtà, voglio dire, Raffaele lo sa bene, quello che facciamo è veramente un'attività di volontariato nella quale molto spesso è più quello che ci perdi che quello che ci guadagni, e in questi anni diciamo che la mia candidatura e la mia attività istituzionale è sempre stato uno sforzo collettivo, per cui con una comunità dietro che ha indicato il mio nome per rappresentare delle istanze collettive, e sarà così anche questa volta, per cui il Partito Democratico, come dice il nostro nome, attraverso un'assemblea interna che insomma avverrà a giorni, decreterà quella che è la persona migliore per poter rappresentare quello che è il nostro progetto politico e per confrontarsi con le altre forze di opposizione all'interno della battaglia delle primarie.
Se mi chiedi se io sono a disposizione, nel momento in cui il partito me lo dovesse chiedere, ovviamente io risponderei presente. Anche lei è a disposizione, quindi utilizziamo questa formula anche per lei, Freda. Certo, ma io credo che tutti i consiglieri di opposizione di questo momento siano a disposizione, e forse anche quelli che lo sono stati nel mandato precedente, quindi tutti quelli che hanno già svolto il proprio volontariato e servizio per la città nell'ambito del centrodestra sono papabili candidati. E sempre a disposizione è il nostro Lorenzo Maier, sempre pronto, e in questi giorni sempre pronto a raccontarci la mostra del cinema di Venezia. Oggi gran finale, insomma, Lorenzo, sono stati giorni di grandissima emozione, ce li racconterai anche questa sera in presa diretta. Come va? Poi mostriamo e facciamo sentire due tue interviste molto significative. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Cristian, ai nostri telespettatori. Sì, sono stati giorni molto belli, molto emozionanti, come dicevi giustamente tu da studio, una grande mostra che ha confermato le presenze in sala che non sono diminuite, anzi le sale sono piene anche oggi quando stanno passando gli ultimi film. La giuria ha completato i suoi lavori ieri tardo pomeriggio, quindi l'attesa è tutto per questo pomeriggio di oggi, capire un po' chi tornerà per poi intuire quali saranno i premiati. Ma come dicevi giustamente, abbiamo ieri avuto così l'occasione, il privilegio di incrociare un grandissimo della musica italiana e non solo, che peraltro a Venezia è stato anche la mostra del cinema a fine anni 90, Luciano Ligabue. Se sei d'accordo facciamo partire il suo flash. Sono venuto a vedere un film a cui ha partecipato mia figlia, che è un film che sono molto curioso di vedere. Lei la sta vivendo come una situazione molto giocosa, vediamo se sarà anche un possibile futuro per lei. Venezia ti piace? Venezia mi è sempre piaciuta molto. Queste le parole di Luciano Ligabue, molto gentile, molto disponibile, che abbiamo beccato al volo e anche posso dire in esclusiva, perché poi è scappato per altre cose che doveva fare, non si è sottratto a così fare una breve risposta a una nostra domanda. Ma oggi, come dicevo, è un po' il gioco che ormai si fa da qualche giorno, ma soprattutto nelle ore che concludono il festival, cui avere un po' del Toto Leone. A questo proposito abbiamo avuto il piacere di poter chiedere così un bilancio a un grande giornalista nazionale come Paolo Sommaruga, che è molto esperto del festival e del mondo dello spettacolo. Sentiamo cosa ci ha detto. Il bilancio è un bilancio positivo, a mio modo di vedere. È un festival in cui è stato rimesso al centro dell'attenzione il cinema, i film, i temi, anche le polemiche. Si è parlato un po' meno di divi, perché lo sciopero di Hollywood, di sceneggiatori e attori, ha impedito, insomma, a alcuni tra i divi più attesi, a Bradley Cooper e Emma Stone, di sfilare sul tappeto rosso. Però ci sono stati molti film interessanti, quindi insomma diciamo che non sono calate le presenze, le sale erano piene, c'è stata attenzione maggiore sui film. Si è sentita secondo te l'assenza dei divi? Si è sentita in questo festival, tu che l'hai vissuto giorno per giorno come noi? Beh, un po' sì, perché insomma i tappeti rossi sono stati meno frequentati, meno affollati dal punto di vista del pubblico. Tu immagina solo se avessimo avuto un Bradley Cooper, un Emma Stone, una Carey Mulligan. Ricorda l'anno scorso, con 2 giorni tra Harry Styles e Timothée Chalamet, c'è stata un'invasione di ragazzi qui al Lido davvero straordinaria, quindi un pochino sì, soprattutto magari hanno faticato più i fotografi, più gli operatori, insomma, in cui noi a volte lo dimentichiamo, ma il tappeto rosso, il glamour è un elemento costitutivo di ogni festival e Venezia ha sempre bilanciato bene questi elementi, la cinefilia, i film d'autore e anche il lusso, il glamour, i vestiti, il tappeto rosso. Quest'anno ovviamente c'è stata meno questa componente proprio per lo sciopero di attori che ha impedito a molti di arrivare a Venezia per fare promozione. A poche ore dalla cerimonia di premiazione impazza un po' il Toto Leone, quindi ti chiedo quali secondo te sono i film che possono vincere e se l'Italia secondo te entrerà nel palmarès. Guarda, a sentire un po' tra il mio giudizio e il giudizio dei colleghi in giro, uno dei film che non può uscire fuori dal palmarès è Poor Things del greco Lantimos, con una bravissima Emma Stone, quindi quello in qualche modo film protagonista potrebbe stare nel palmarès. Per gli altri italiani, 6 italiani in concorso,
tutti i film che hanno ricevuto una buona accoglienza, chi più chi meno. Forse quello che secondo me ha più probabilità di entrare nel palmarès è Io Capitano di Matteo Garrone, che è una storia che racconta un fenomeno contemporaneo e purtroppo drammatico come l'immigrazione da un punto di vista molto particolare, no? Lui ribalta il quadro, non parla dell'Italia, dell'attesa dell'Italia, parla del viaggio, quello che purtroppo vediamo poco, insomma, alla fine, il viaggio di questi ragazzi che decidono di inseguire un sogno di vita migliore. E poi un altro film anche molto considerato è il film Green Border di Agnieszka Holland, un altro film durissimo, quasi un documentario sull'immigrazione al confine tra Bielorussia e Polonia. Poi Bradley Cooper, Maestro, un film che ha ricevuto attenzioni. A me è piaciuto molto anche il film di Pietro Castellitto. Insomma, è un film molto particolare, no? Enea, è un film che racconta bene il suo tempo, a modo suo, con un linguaggio molto moderno, molto giovane, molto originale. Questa sera con te a partire dalle 18:30 nel corso di tutti i nostri telegiornali. Grazie davvero Lorenzo per averci raccontato le emozioni di questa mostra del cinema. Grazie. A presto Lorenzo. E io ringrazio intanto i miei ospiti, Raffaele Freda, consigliere comunale a Breganziola, Fratelli d'Italia, Giacomo Nilandi, consigliere comunale a Mogliano del Partito Democratico. E io ovviamente sulla finale di questa prima edizione non posso non ritornare sui fatti del Marocco, su questo forte sisma che si è registrato ieri sera alle 23:11 ora locale. I morti sono oltre 800, il Corriere della Sera riporta 820, più di 600 i feriti. Nel paese si trovano 200 italiani, al momento nessun ferito, dice Tajani, in quell'area del paese. Il numero delle unità di crisi della Farnesina è 3906 36225. Anche il governatore del Veneto Luca Zaia sta monitorando quello che appunto sta avvenendo in Marocco. Ci sono già delle testimonianze sui vari giornali nazionali di turisti italiani che sono scappati tra i calcinacci. Questa sera ovviamente torneremo anche su questa tragedia che ha sconvolto un intero popolo. Tra l'altro vi do proprio questo lancio in chiusura dal Corriere.it. Carlo Doglioni, che è un esperto dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, feltrino Carlo Doglioni. Tra Italia e Marocco, bellunese anzi, tra Italia e Marocco molte analogie ma nessuna relazione tra Campi Flegrei, Ancona e Marrakesh. Questa è una precisazione molto importante in questi giorni, in queste ore. Allora, è tutto per il momento, vedo se ho altri aggiornamenti da darvi. Rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale, alle 19 con Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Tutti gli aggiornamenti del nostro Lorenzo Maier dalla mostra del cinema. Dopo il meteo, a proposito di grande cinema, un film del 2008, un dramma commedia, Miss Petty e Gru, un film che ha avuto anche un buon riscontro di critica. È davvero tutto, grazie Alessandro Granziera, grazie Mattia Pizzaia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. C'è il meteo, a stasera. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Ci attende un weekend dal sapore estivo, con bel tempo e caldo in aumento. Vediamo il dettaglio di sabato 9 settembre. Sul Veneto permangono condizioni di stabilità con tanto sole e cielo in prevalenza sereno. Possibili foschie tuttavia nelle ore più fredde in alcuni fondovalle prealpini. Temperature stazionarie o in locale lieve aumento, minime sui 13-19 gradi, massime comprese tra 27 e 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo limpido e sgombro da nubi ovunque, piogge assenti.
Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 29-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui dominerà il sole, salvo la presenza di alcune nubi basse nel corso della mattinata. Temperature minime intorno a 16-17 gradi, massime sui 30-33 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.